Buonasera amici di Rugby House, ben trovati insieme dopo la pausa dedicata allo spareggio del Mogliano con l'Enisei e anche alla finale del Trofeo Eccellenza che ha incoronato Viadana per la seconda volta consecutiva con questo trofeo. Ritorniamo perché ricomincia il campionato, ultime 3 giornate, 2 interne e 1 esterna, Mogliano, Fiamme Oro e poi l'ultima a Viadana. Lo facciamo con un protagonista di questa stagione, tornato dopo l'esperienza in Celtic, Andrea De Marchi. Ciao Dema, benvenuto. Buonasera a tutti. E poi con noi un ospite particolare, perché? Perché sabato partirà ufficialmente un'iniziativa bellissima, veramente molto piacevole, che dà una vision di quello che è la volontà della FMCZ Rugby Rovigo Delta di collaborare in un certo modo con un certo tipo di, diciamo, istituzioni, aziende, associazioni. E benvenuto Andrea Pezzuolo. Buonasera a tutti e grazie a voi. Andrea Pezzuolo fa ed esfa Onlus. L'avete già visto nel corso delle ultime giornate, andremo ancora più dentro questo nuovo progetto che si chiama Bersagliottoland. Dema, parliamo di Piacenza, parliamo di questa sfida che comunque ha chiuso la parte di campionato pre-rush finale, pre-aprile e maggio. Una vittoria che comunque ha consegnato a Rovigo terzo posto e playoff. Sì, diciamo che tutto il gruppo è contento, lo staff è contento, è stata una partita come penso abbiano visto tutti, all'inizio un po' combattuta, piano piano ci siamo mollati e è andata per il meglio. Tu come stai? Siamo in recupero, no? Sì, io ho avuto la pubalgia e ho dovuto stare fermo più di un mese, è stata una cosa che mi ha innervosito parecchio perché è un male in cui ti dà la possibilità di fare tutto, però niente. E quindi insomma non ho potuto giocare, ho potuto fare qualche allenamento, però non ho avuto appunto la possibilità di farmi vedere in campo. Andrea, vengo da te subito. Tra l'altro siamo 3 Andrea, per cui andiamo subito a decodificare le cose. Andrea De Marchi resterà Dema, perché tanto lo chiamano tutti Dema, e Andrea Pezzuolo resterà Andrea, così è facile la comunicazione tra di noi. Andrea, grazie a questa collaborazione con Five Days for Onlus ti sei avvicinato un po' più, diciamo, intensamente, no, a questo sport? Allora, io questo sport non lo conoscevo. Ho iniziato un po' così a frequentare il campo da gioco qualche settimana fa e vi dirò che sicuramente la cosa che si percepisce a pelle è la familiarità tra le persone, cioè il voler stare bene assieme con gli altri. E questo è un dato fondamentale che lega ancora di più la Rugby Rovigo Delta con Five Days for Onlus, quello che voi fate, che entriamo ovviamente nel corso della trasmissione nello specifico e nel dettaglio di tutte le attività che fate, che non fate da molto ma che già avete riscosso un grandissimo successo. Tornando al rugby, Dema, allora Piacenza ok, ci ha consegnato le chiavi dei playoff, questo è un dato certo, prime 3 squadre sono già ufficiali, la quarta insomma è tutto lì da capire, Finire, esatto. E tra l'altro Mogliano è una delle 4 che combattono per l'ultimo slot, per cui partita non semplice sicuramente quella di sabato. No, sicuramente non sarà semplice, però questa settimana la stiamo preparando per il meglio. E ci siamo allenati bene, i ragazzi hanno confidenza, ci sono dei rientri e quindi siamo veramente carichi, esatto. Anche perché dopo Mogliano tra l'altro c'è Fiamme Oro. Altra cosa che volevo dirti su Piacenza, facendo un passo indietro, è mancato proprio l'ultimo guizzo, è mancata la meta del bonus. Dettagli che lasciano strascichi, secondo te sono proprio figli della casualità? Per me ci sono dettagli in cui questa settimana soprattutto abbiamo lavorato, perché è evidente che ci sono delle cose da sistemare e le stiamo lavorando, penso, nel migliore dei modi. Ecco, tra l'altro qui quando non si gioca è un problema perché si parla molto, quindi abbiamo bisogno di giocare Esatto. spesso, no? Più si gioca meglio è, togliamo spazio per le chiacchiere. Allora, Andrea Pezzuolo, capiamo un attimo l'iniziativa che partirà ufficialmente sabato, Bersagliottoland. È un'idea che è nata da Nicola, buttata lì, così pensata, cercata un po' di elaborarla, partita dalle uova di Pasqua e poi girata in questo tipo di iniziativa in cui noi come associazione, che ormai da 5 anni ci occupiamo di bambini, gestiremo i bambini che verranno allo stadio. Mi spiego, i genitori accompagneranno in quest'area che sarà delimitata con un regolamento ben preciso, lasceranno lì i loro bambini un po' prima dell'inizio della partita e li verranno tra virgolette a ritirare dopo partita. Quindi avremo praticamente raggiunto 2 obiettivi. Il primo, lasciare il genitore in totale libertà a gustarsi la partita con amici, parenti e simpatizzanti. E il secondo obiettivo, noi staremo assieme ai bambini e cercheremo di fare aggregazione, di fare gruppo e di cercare di farli divertire.
Ecco, quindi un'area gioco praticamente allo stadio Mario Battaglini, siamo a Bersagliottoland, che partirà mezz'ora prima del match e terminerà dopo la partita per dare, come diceva Andrea giustamente, lo spazio ai genitori di godersi questa partita. E questo progetto rientra ovviamente in una vision della Rugby Rovigo Delta che vuole far diventare sempre di più il Battaglini una casa per tutti i tifosi e per tutte le persone che sono interessate a vivere intensamente, al 100%, quella che è la grande famiglia, la grande atmosfera del rugby, soprattutto in primavera, Dema, perché qui in primavera cambia la storia. Sì, la situazione cambia, bisogna alzare un po' l'asticella. È come nell'NCAA che c'è il March Madness, no? La pazzia Esatto. di marzo, qui è la pazzia di primavera e ovviamente è molto semplice. Cosa importante, non abbiamo detto Andrea, è l'assistenza, l'animazione che verrà fatta a questi ragazzi. Allora, noi ci siamo appoggiati ad un gruppo di ragazze che ormai da 5 anni collabora con noi, ragazze che hanno una formazione professionale sull'educazione dei bimbi. Cercheremo di fare diverse attività ludiche, dal farli disegnare, dal farli correre, da cercare di fare aggregazione, quindi cercare di trattare tutti i bimbi nello stesso modo, nello stesso sistema, cercando più di farli divertire, cioè riuscendo quindi in qualche modo a creare attorno alla famiglia una situazione di serenità, di aggregazione, che a fine partita il genitore tornerà a casa soddisfatto, sperando che la squadra di casa vinca e soddisfatto il bimbo di aver fatto un'attività che credo ad oggigiorno non esiste nessun tipo di stadio sportivo, credo, in Italia. Quindi No, c'è qualcosa, ma è raro, è veramente raro. Quindi questa è un po' un'iniziativa che ci dà, tra virgolette, la possibilità di farci conoscere, di esprimere al meglio una delle nostre attività che sembriamo fare in maniera degna, quindi seguire i bambini in prima linea, e noi ormai li seguiamo da 5 anni. Siamo nati proprio con la voglia di sostenere loro, infatti il nostro motto dice: noi abbiamo deciso di lottare per i bambini senza i quali non varrebbe la pena di vivere. Quindi cercheremo di dare il meglio di noi stessi, della nostra associazione, del nostro modo di operare con loro, come credo che la squadra darà il loro meglio in campo per cercare di vincere la partita. Esatto, sicuramente. Poi tra l'altro, Andrea, ti voglio dire che Dema è molto sensibile ai bambini. Cioè, nel senso, sì, mi piacciono. Non mi ricordo molto. Una trasmissione di qualche anno fa che abbiamo parlato appunto di questo. Altro aspetto da sottolineare, è un servizio gratuito. Chiaro? Che viene dato a tutti coloro che ovviamente o hanno l'abbonamento o entreranno ovviamente a guardare la partita di rugby, potranno lasciare i propri figli a disposizione in buone mani, che ovviamente si divertiranno nel corso del pomeriggio insieme a Fai Desfa Ollus. Si parla di divertimento, è primavera, c'è il sole, c'è voglia di star bene insieme, per cui andiamo a rivedere la vittoria di Piacenza e poi ritorniamo insieme per parlare di Mogliano, di playoff e di tant'altro. Amici vari, buon pomeriggio, benvenuti allo stadio Beltramenti di Piacenza per la sfida fra Sitav Rugby Lions e FUCZ Rugby Rovigo Delta, valida per il 15° turno del campionato d'eccellenza. Ben trovato Antonio. Buon pomeriggio e buon rugby come tutti i sabati pomeriggio. Vediamo ancora loro chi andrà a innescare, palla che fatica ad uscire e Gabriele Cicchinelli riesce a uscire dal frontale rispetto Ferrari. Si torna in mezzo ai pali, ancora Leo Mantelli. Lo scarico per Denis Majstorovic che di prepotenza va a segnare la prima meta al 7° minuto del primo tempo. Nuovo look per Denis Majstorovic in versione primaverile. La traiettoria di taglio, a buttare dentro Majstorovic poi è uno che quando è lanciato va sempre oltre. Quindi la rincorsa il numero 10. Bandierine sul 7-3. Ci potrebbe essere un buon corridoio in mezzo all'arbitro praticamente. C'erano 6-7 metri abbastanza liberi. Peccato. Era una buona porta, quella vicino al pilone destro che non aveva chiuso la linea. Belle mani di Rovigo, Guido Varion. Cambia linea di corsa Guido. Oh, mamma mia che meta Guido Varion. L'avevamo chiamata prima. Questa è una grande meta di Guido. Sì, è eccezionale. Tra l'altro è quando siamo intorno al 26° del primo tempo. 26°. Tra l'altro la squadra rossoblu vincendo oggi acquisirebbe matematicamente l'accesso ai playoff, per cui è una vittoria con 3 giornate in anticipo. Sì. Ancora la mischia ordinata a imporre calcio di posizione centrale per lui. Facile, semplice. La difesa rossoblu che cerca di sospingere il drive fuori, primo stop, riparte Piacenza, l'inserimento, attenzione, in mezzo ai pali la meta della Piacenza con Mortali. Quando siamo giunti al termine del Rovigo deve capitalizzare il più possibile, anche qui problemi. Intanto ci pensa Bobo Rigo,
nel traffico, messo giù ancora da Ferrari. Jack Momber sollecitato fuori. Vediamo il tornatore sudafricano se riesce a imporre le proprie qualità di ball carrier. Brancoli sale bene la difesa dei Lions sul flanker livornese. Ricky Loro per Boggiani, ancora Loro, Mantelli, Lucio Rodriguez, attacca lui nel corridoio, se ne va Lucio, il sostegno di Bobo Rigo alla meta della FMCZ Rugby Rigo Delta è qui. Molto belli da vedere e sempre efficaci. Sono un giocatore che magari Subentrata Ferrari, Leti Gaga con l'assistenza di Rollero riesce ad andare oltre Bordonaro. questa meta che consente tra l'altro a Piacenza di portarsi in questo momento nella zona punto. Ok, Di Bottino, Ricky Loro, forza ragazzi, avanziamo. Cicchinelli prende l'ovale, il cross kick Questo è di buono. Lucio, vai Bobo, e potrebbe esserci la meta, vediamo se c'è la meta. C'è lì in avanti, No, finisce il finito. match, incredibile. Rovigo vanifica questa opportunità, finisce il match qui a Piacenza con Rovigo che vince contro i Lions 22-15. Bentornati in studio Rugby House. Ma come stiamo preparando il match? Ti ho visto sull'attenti, carico. Come stiamo preparando il match? Quali sono, come posso dire, le chiavi di questa partita secondo voi? Penso sia l'attitudine, quindi entrare in campo con una forte motivazione e determinazione, perché abbiamo parlato, i leader, comunque i ragazzi con più esperienza hanno messo in chiaro le cose e da questa partita in avanti i dettagli, tutte le attenzioni, comunque il gioco in generale dovrà essere veramente portato a un livello molto più alto rispetto alle altre partite. Tu prima dicevi alzare l'asticella. Esatto, proprio questo, proprio alzare il livello, che sia in allenamento, che passare dalla palestra, passare dagli allenamenti in campo, da qualsiasi cosa durante la settimana che si possa portare e possa portare il gruppo a mantenere un livello alto per tutta la durata di queste 3 partite, dei playoff. Ma questo sistema di campionato ti piace? Voglio essere più dettagliato. In che senso? Queste pause, no? Queste un po' e poi specialmente nella prima parte della stagione, veramente intermittenza. La pausa, poi ne arriva un'altra. Ovvio, da un lato c'è il tempo di recuperare infortuni, recuperare... Sì, Personalmente? Personalmente sì, a me, tra virgolette, non piace molto. Cioè, da una parte, come dicevi te, essendoci un ragazzo magari infortunato o con tanti minuti di gioco sulle gambe, è un bene perché è un riposo, ma essendoci comunque rose da 30-33 giocatori, c'è benissimo la possibilità di fare giocare un po' tutti e comunque avere un campionato con partite ogni settimana, anche così non si perde il ritmo, ci sono pro e contro, insomma. A te comunque non dispiace di base? No, Cioè, questo sistema? Ti no, piace o a non ti me piace? piacerebbe Giocare più sì, spesso, esatto. ok, avevo capito male, perdonami. E, ovviamente abbiamo parlato più volte con te negli anni scorsi, il tuo utilizzo quest'anno è stato prettamente del numero 8. Sì, ho fatto, esatto, numero 8, flanker, insomma sono un po' entrambi. Però penso che ti vedano molto più come numero 8 e come flanker. Penso di sì. E anche tu ti vedi un po' più lì. Sì, io diciamo qua in eccellenza mi vedo più come numero 8. In Celtic era un po' diverso. In Celtic era un po' diverso perché diciamo che più che fisicamente la tecnica è molto più elevata, insomma, quindi ci vuole tanta esperienza, tanti minuti sulle gambe e tanta esperienza a quel livello. Sì, tra l'altro un tuo coetaneo, avversario, ex compagno come Brownstein, anche lui da 8 poi giocava a flanker. Esatto, Quindi... penso per la stessa cosa, ma comunque è una cosa che si crea con il tempo, con tante partite a quel livello lì, poi ti possono dare l'opportunità di giocare in quel ruolo. Perfetto. Andrea, allora, prima facevi una piccola menzione del fatto che l'esperienza con Fides Follus e la FMCZ Rugby Rigo Delta in realtà è già cominciata con le uova pasquali. Come è andato questo progetto? Beh, allora, nel suo complessivo il progetto è andato molto bene. Siamo andati oltre le aspettative dell'anno scorso, ancora i numeri non li abbiamo, ancora i numeri definitivi non li abbiamo, però il progetto, diciamo così, l'abbiamo spacchettato, passami il termine, in più settori. Abbiamo spacchettato principalmente con un sostegno da matrice,
dove noi abbiamo un filo diretto, un filo conduttore direttamente col sindaco Sergio Pirozzi, e stiamo sostenendo un po' anche le scuole del Polesine e non solo. Mi spiego. Ci è venuta questa voglia di espandere e quindi di modificare leggermente questo tipo di evento. In che modo? Sostenendo direttamente i progetti scolastici. A tutte le scuole che ci stanno aiutando nella promozione delle uova all'interno dell'istituto scolastico, 2 dei 3 euro che sono praticamente l'utile derivante dal singolo uova, noi le lasceremo alle scuole. Lasceremo budget, non lasceremo soldi, perché per chi non lo sapesse, noi da sempre non diamo soldi a nessuno. Mi spiego. Una famiglia che avesse bisogno per un bambino di una carrozzina per il valore di 1.000 euro, non diamo i 1.000 euro, ma prendiamo in carico il progetto e compriamo direttamente la carrozzina. Purtroppo i soldi sono come la colla, con estrema facilità si attaccano alle mani, e quindi vogliamo evitare in tutti i modi, in tutte le maniere, di diventare un'associazione qualunque. Vogliamo veramente essere qualcosa di diverso e di fare qualcosa di diverso per gli altri con una qualità superiore, cercando di gestire il tutto nel minimo dettaglio, come Bersagliotto che inizierà sabato prossimo. E tantissimi volontari, tra l'altro, no? Ogni volta che parliamo dice: guarda che se volete noi montiamo e smontiamo tutto, fai Desfan, non a caso, in un nanosecondo. Diciamo che siamo 8 membri del direttivo, che è proprio il cuore pulsante, ma cerchiamo di curare con i nostri operativi, che così noi li chiamiamo, ma con tutti i nostri associati, un rapporto umano. Possiamo vantare più di 50 operativi, circa 600 soci iscritti alla nostra associazione. Moltamente ciò che noi facciamo lo facciamo nel dettaglio, curando i minimi particolari. Tornando all'esempio dei Bersagliotto di sabato prossimo, i genitori potranno consegnarci, lasciarsi i figli solamente se accompagnati da loro, se avranno un documento di riconoscimento. Al genitore e al bambino verranno consegnato lo stesso braccialetto dello stesso colore, proprio per cercare di associare a fine, tra virgolette, dell'evento il bambino al genitore. Alla riconsegna al bambino verrà staccato il braccialetto dal nostro personale operante nell'area. Lo stessa cosa verrà fatta al genitore, per avere la certezza matematica di avere consegnato il bambino corretto, passami il termine, al genitore giusto. Quindi curiamo tutto nel minimo non dettaglio. esiste solo il fratello, lo zio, l'amico. No, chi l'ha portato lo deve venire, tra virgolette, a ritirare. Proprio vogliamo evitare qualsiasi tipo di problematica, cioè vogliamo essere impeccabili e cerchiamo di essere perfetti in ogni parte. L'unica cosa che potrebbe guastarci la festa è il tempo, che speriamo sia dalla nostra parte, insomma, sabato prossimo. Anche se però le strutture di Fides Follus riescono comunque a contenere al coperto. Sì, abbiamo ipotizzato di montare un paio di gazebi, che però nell'ipotesi di brutto tempo il tutto verrebbe svolto in maniera molto ridotta e esattamente perderebbe un po' quella che è il suo punto di partenza, insomma. Ecco, e quindi giusto per rimarcare l'iniziativa di sabato, che non è che c'è solo sabato, parte sabato. Esattamente. Ecco, praticamente io sono un genitore, vengo allo stadio. Ci sono delle ragazze che sono lì all'entrata dello stadio, mi accolgono, sottoscrivo il regolamento. Praticamente accettiamo il bambino in quest'area, in Bersagliottoland, controlliamo il documento, applichiamo noi il braccialetto al genitore e al bambino con un riconoscimento particolare, e momento in cui la partita sarà finita e il genitore verrà praticamente a riprendere il figlio, noi staccheremo il braccialetto dal genitore e dal figlio, ricontrollando il documento che sia lo stesso che ci è stato mostrato e quindi registrato all'inizio dell'evento, in modo tale di avere la certezza che il cerchio si chiuda in maniera corretta. Assolutamente. Tutto questo partirà sabato per Bersagliottoland, l'area giochi dedicata ai bimbi. Con la primavera ovviamente si possono fare tante più cose. Tra di voi cosa parlate? Cioè, questo odore di playoff, cosa vi sta dicendo? Dell'erba tagliata, senti, no, quando arriva il sole? Sì, diciamo che è tutta una motivazione in più. Cioè, chi li ha già fatti prova a motivare magari i ragazzi più giovani, chi non li ha mai fatti, chi non ha mai avuto l'esperienza di provare certe emozioni, ed è una cosa tanto motivante, secondo me. Sì, perché ti dà quella speranza di arrivare lì dove vorresti essere. Allora, andiamo a vedere le news che arrivano dagli altri campi. Dopo vorrei un attimo fotografare, bloccare l'ultimo pensiero di Dema, perché lo voglio riprendere ovviamente dopo aver visto tutte le varie voci dai campi dell'eccellenza.
Ciao Andrea e ciao a tutti. Settimana davvero delicata per le Fiamme Oro che dopo aver perso in maniera rocambolesca la finale del Trofeo Eccellenza rischiano in questo weekend di veder sfumare anche i sogni playoff. Perché? Perché alla Gelsomini arriva la corazzata Calvisano, prima in classifica, ormai lanciatissima verso i playoff, e il Viadana invece ha una situazione davvero più semplice contro il Piacenza. Che dire, la squadra di Casellato ha di fronte 3 match da dentro o fuori. Calvisano, come detto, in casa, poi viene da voi a Rovigo, in ultimo il Mogliano. Sarà davvero dura secondo me per la squadra della polizia, perché a mio avviso, soprattutto a livello psicologico, la sconfitta della scorsa settimana è stata davvero davvero pesante, perché comunque sia venuta al termine di una buona prestazione. Che dire, 3 finali per raggiungere l'obiettivo minimo. Ce la faranno? Lo scopriremo solo domenica. Buon rugby. Ultima parte di Rugby House. Dema, ne abbiamo parlato prima dello spazio dedicato alle altre squadre. Tu parlavi, c'è chi lo sa, chi non lo sa. Ti rode o non ti rode? Molto. Allora, specifichiamo di cosa stiamo parlando. Ovviamente Andrea, figlio rossoblù, l'anno scorso, come abbiamo già detto prima, ha avuto un'esperienza in Celtic, e l'anno scorso la finale, insomma, lui, Buck, è andata bene. Ci siamo mangiati. Eravate voi insieme tu e Buck, tra l'altro, mi ricordo. Sì, sì, eravamo negli spalti assieme. È più la gioia o più il rammarico di questa cosa? No, per carità la gioia, perché vedere la città, insomma, qua sono a casa e vedere tutti i tifosi è come vedere una famiglia che gioisce per un obiettivo comune, quindi mi ha riempito il cuore di gioia. Tu tra l'altro sapevi che saresti ritornato, no, alla finale, o non lo sapevi ancora? Sì, lo sapevo. Sì. Però infatti tutti non sei il primo che me l'ha insomma, chiesto, ma- e neanche l'ultimo penso. No, allora da una parte mi sono sentito come se mi mancasse qualcosa, come non aver completato un'opera, però dall'altra ho pensato, ho fatto un'esperienza in un'altra categoria, ho conosciuto un sacco di giocatori, bravissime persone, grandi atleti, un ottimo staff, e penso di aver passato veramente un'esperienza bella e piena di soddisfazioni. Ok, prima di farti male nuovamente, cosa ti resta di bello di questa esperienza a Treviso? Cosa mi rimane? Sì, nel senso, la cosa più bella di questa esperienza a Treviso, insomma, che hai vissuto nell'alto livello. Il modo di allenarsi, proprio il puro professionismo, insomma. C'è un livello superiore proprio come metodologia, diciamo, come si fanno a svolgere le cose, in poche parole. Non so se... Sì, chiaro, il metodo e l'applicazione soprattutto. Esatto. Qualche avversario che ti ha impressionato giocando a quei livelli lì? Il Glasgow mi ha impressionato abbastanza. Giocavi sul sintetico là o qui a Treviso? Là. Là. E qualche compagno con cui hai legato maggiormente? Allora, ho legato molto con Dimbad, parlo di un po' di stranieri. Cioè così. quello che... Con Rob Barbieri, straniero tra virgolette, e ovviamente con Bramstein, mio coetaneo, con Luca Bigi, Simone Ferrari e un bel po' di altri ragazzi. Insomma, è stata una bella esperienza. Sì, a livello umano è stato veramente bello, perché comunque leghi, cioè crei dei legami che porti avanti nella vita, e per qualsiasi cosa queste persone ci sono e so che ci saranno, come io ci sarò per loro, per qualsiasi cosa, che sia la cena tra 6 mesi, un anno, o comunque alla fine del campionato quando ti rivedi e ti chiedi com'è andata, come non è andata, ti parli degli infortuni che hai avuto, delle felicità, delle emozioni che hai provato, è sempre bello. C'è qualcosa che recrimini sulla tua esperienza a Treviso che potevi fare che magari non hai fatto? No. Beh, questo è bellissimo. Cioè, se sei in serenità Io con te sì, stesso. sono a posto con me stesso. Ah, questo è perfetto. C'è una foto che è stupenda, secondo me, forse tra le foto più cliccate di quella splendida serata di fine maggio che ci ha dato il 12° titolo, che praticamente prendi la testa di Edo Lubian. Sì. E, insomma, tra l'altro Edo Lubian l'anno scorso, quando venne in trasmissione,
gli chiesi chi ti manca di più, lui mi ha detto Dema, a me manca Dema, no? Che eri a Treviso quell'anno lì, e tu prendi la testa di Edo in questo post che scrivi praticamente, insomma, riporti un pensiero dicendo quando eravamo piccoli pensavamo di cambiare il mondo, in realtà il mondo ha cambiato noi, ma di certo non ha cambiato la nostra amicizia che è unica. Esatto, mi sta venendo i brividi in questo momento a pensarci. Esce Maria De Filippi se vuoi adesso. No, è stata una cosa che mi ha fatto pensare, perché quando ritorni a casa da solo, pensi alla vittoria del campionato qua a Rovigo, pensi a tutte le persone che hanno svolto un qualsiasi, tra virgolette, utilità all'interno di società, famiglia, tutte quelle persone che ti hanno aiutato, tutte le persone che ti sono state vicine. E penso che Edo Lubian, come tutti i ragazzi miei coetanei di Rovigo, siano state le persone che mi sono state vicine nei momenti del bisogno, e quando si è in campo e si percepisce che questa persona comunque è nata con te, cresciuta con te, ha vissuto un sacco di esperienze che hai fatto te, hai condiviso con loro e tutto, ti dà una sicurezza. Quindi li consideri proprio, non so neanche spiegare, è un sentimento di fratellanza. Certo, fratello, è una parola abbastanza abusata, però qui poi è bellissimo che la foto, perché la state vedendo in questo momento, tu hai la concentrazione di colui che vuole comunicare qualcosa a quella persona, lui lì non... Sì, è che lui non capiva niente, io non capivo niente, c'è stato questo contatto, ecco, non ci siamo detti niente. Non c'era niente da Io dire. gli ho detto solo ti voglio bene, basta. Visto il rugby, Andrea, che roba? È un mondo che non conoscevo e mi sta affascinando in modo incredibile, cioè l'umanità che trovi nelle persone che magari in altri sport fai fatica a ritrovare, o perché l'hanno persa per mille motivi e per mille ragioni. Poi invece questa sensibilità, questa umanità ancora la percepisci, credo sia fondamentale in ogni rapporto di vita. Andrea, prima si parlava di associati, gente che supporta, c'è un modo per sostenere Fides Onlus? Allora, noi creiamo una serie di eventi durante l'anno che possono andare dall'attività delle uova pasquali, denominata Fidespa per un bambino, di cui abbiamo realizzato anche l'uovo di Pasqua per la FMCZ con il nastrino personalizzato. Faremo moto carbonara nei prossimi mesi, avremo altri tipi di attività che variano in base al tipo di situazione, al tipo di eventi. Sicuramente ci possono sostenere i sostenitori simpatizzanti anche semplicemente con il 5 per 1000. Siamo in fase di dichiarazione di redditi e credo che il supporto migliore in questo momento sia anche quello. Io volevo ricordare due cose fondamentali: 5 anni, 215.000 euro di donazioni, compresa, abbiamo già calcolato quella di domenica scorsa, domenica di 15 giorni fa per Amatrice, che li abbiamo già messo a disposizione. Soldi non li diamo a nessuno per principio, ed è uno dei nostri principi fondamentali in cui abbiamo fatto questo passo enorme e possiamo dire di essere, tra virgolette, diversi dagli altri. E nulla, volevo semplicemente ricordare il nostro 5 per 1000 che è 9303 444 0292, ripeto 9303 444 0292. Benissimo, sostenete Fides Onlus. Io però voglio tornare da Dema, perché adesso insomma ho lasciato un po' sbollire l'emozione che abbiamo in maniera un po' così maligna, ma possiamo anche permetterci, ho ritirato fuori, era normale che fosse così. Perché come ben sapete, quando abbiamo l'ospite in studio, il giocatore in studio, tutti i tifosi si scatenano, vogliono saperne di più, vogliono scrivere, vogliono fare domande, e qua i tifosi sono alquanto speciali. Se una persona che scrive da Roma e dice sono un tuo tifoso da Roma, però si chiama Andrea Bacchetti, e dice volevo sapere se sabato rientrare in squadra e se a fine stagione puoi gentilmente regalarmi la tua maglia. A presto e in bocca al lupo per la stagione. Allora, crepi il lupo, saluto Andrea Bacchetti e sarò lieto di consegnare la maglia alla fine del campionato. Perfetto. Tra l'altro Dema, Bach non lo sa, ma c'è una sorpresa nel pre. Io voglio quella delle fiamme. Ok, delle fiamme. Quale delle due? No, quella con la fiamme. Ok, è bellina quella. Poi c'è Matteo che scrive: ciao Andrea, sono un tuo tifoso anch'io, pensa che ho la tua maglia appesa in camera, spero di vederti in campo il più presto possibile, se viene stagione puoi gentilmente darmi i tuoi pantaloncini, te ne sarei grato. Così fai il completo, va bene, non c'è nessun problema. Se lo scambiano. Poi c'è un'altra persona che
non so, mi ritorna, mi dà un suono familiare. Si chiama Gullo Zanini. Cioè, ciao Andrea, ti scrivo da Venezia. Quindi tu hai veramente tifosi dappertutto. Sì, è in tutta incredibile. Italia. Anche qui siamo tutti in apprensione per il tuo rientro. Una domanda: quando siete tutti ammucchiati là per terra, che dopo esce il pallone, non vi fate male? In bocca al lupo e segna tanti punti. Crepi Lupo, saluto Guglielmo Zanini. Che scemo. E devo rispondere Sì, veramente? devi. Ah, ok, no, non ci facciamo male, è questione di abitudine, lavorare il tuo corpo nell'arco di tutti gli anni, dalle giovanili fino a, insomma, alla prima squadra, e il corpo si abitua come ogni sport. Tra l'altro Gullo è rientrato, perché in bocca al lupo anche lui per la stagione, in bocca al dopo lupo. un lungo infortunio. Poi Pietro, che sembra l'unico serio dei 3-4, ok. Come hai vissuto il ritorno a Rovigo? Una sconfitta per non essere riusciti a importi, per il momento è un rugby che conta, o nuova occasione per cercare il giusto trampolino? Sì, penso di aver risposto in parte prima, però la vedo come un nuovo trampolino di lancio. E comunque, se non ci sarà la possibilità, mi accontenterò di questo livello assolutamente e cercherò di fare il massimo in qua. Ecco, la cosa bella è che tu hai detto io sono sereno, nel senso che tu hai dato quello che dovevi dare là. Sì, per sì, cui assolutamente. questa è la cosa migliore che potesse capitare. Siamo al termine della nostra puntata, mi dicono, per cui pochissimi secondi per ricordare cosa? Che sabato alle 16, cambiata l'ora, per cui sabato alle 16, Rovigo gioca in casa con Mogliano, un Mogliano che deve cercare punti assoluti per i playoff, Mogliano che è a 30 punti, preceduto da Fiamme 32, San Donato Adana 34, solo un posto disponibile, non sarà per nulla semplice per la squadra di Joe McDonnell e Jason Wright. Sabato, poi, mezz'ora prima dell'inizio del match, inaugura Bersagliottoland. Bersagliottoland è quest'area dedicata ai bimbi con 5 Days for Ollus, che accoglieranno i vostri bimbi e li faranno giocare. Servizio gratuito per tutti gli abbonati e per tutti coloro che entreranno, ovviamente pagando il biglietto qui allo stadio Mario Battaglini. Cosa molto importante, pare rientri anche Dema, no? Sì, esatto. Ecco, questo è un altro aspetto che a noi fa molto piacere. Grazie Dema per essere stato con Grazie noi. a voi e buona serata a tutti. Andrea, si ricomincia un'avventura insieme. Avanti sempre, avanti tutta. Evviva. Buona serata a tutti. Ciao Andrea, grazie. Vi aspettiamo allo stadio numerosi sabato alle 16 qui a tifare Rovigo. Buonanotte.